Spazio di vita, spazio economico, spazio ricreativo, l'area di montagna. In quest'area l'uomo ha creato nei secoli, in armonia con la natura, un paesaggio culturale che è strettamente influenzato dall'agricoltura e dalle persone che vi abitano. Ma a causa dell'industrializzazione generale dell'agricoltura c'è il rischio che l'area di montagna perda la sua funzione produttiva e che lo spazio vitale e ricreativo vada perduto. A livello regionale, nazionale ed europeo sono numerosi gli sforzi per preservare questo spazio vitale ed economico. Una delle pietre miliari di questo impegno è l'introduzione da parte dell'Unione Europea dell'identificazione facoltativa di qualità prodotto di montagna per rendere distinguibili i prodotti agroalimentari ottenuti in montagna. Con questo marchio i produttori hanno l'opportunità di informare i consumatori sulle particolarità del prodotto e sulle caratteristiche peculiari della conduzione aziendale e quindi evidenziare e garantire il valore aggiunto dei prodotti di montagna. Poiché l'uso del termine prodotto di montagna è un'indicazione di qualità su base volontaria, alcune questioni essenziali devono essere chiarite. E cioè, qual è il valore aggiunto del prodotto di montagna e come lo si può misurare? I produttori possono ottenere un valore aggiunto in termini economici per i loro prodotti? Il consumatore accetta un'ulteriore indicazione di qualità come valore aggiunto? Le regioni confinanti Friuli Venezia Giulia, Veneto e Carinzia hanno deciso di affrontare tali questioni e di sviluppare un progetto transfrontaliero comune dal titolo Top Value, il valore aggiunto del prodotto di montagna, che è stato attuato nell'ambito del programma Interreg 5 Italia-Austria da gennaio 2017 a dicembre 2019. Il partenariato del progetto è costituito da istituzioni che si occupano delle normative in materia di qualità e del loro utilizzo pratico. La Camera dell'Agricoltura della Carinzia come capofila, l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ERSA della Regione Friuli Venezia Giulia, la Direzione Agricoltura e Alimentazione della Regione Veneto e i partner scientifici sono l'Università degli Studi di Udine, l'Università degli Studi di Padova e la società Umweltbüro di Klagenfurt. L'evento di apertura dell'intensa collaborazione triennale si è svolto in marzo 2017 a Klagenfurt. Un inventario dei marchi di qualità nelle 3 regioni e la pubblicazione dell'opuscolo Loghi, Marchi, Qualità ha fornito una prima panoramica delle misure esistenti per la valorizzazione dei prodotti di qualità. Di seguito è stato condotto un sondaggio tra i consumatori per studiare l'impatto economico dell'uso del marchio di qualità prodotto di montagna. Da questa indagine emerge che esiste un marcato interesse per l'acquisto di prodotti di montagna, il consumatore desidera un'etichettatura trasparente dei prodotti di montagna, il consumatore è disposto a pagare un prezzo più alto per il prodotto di montagna. Nell'ambito del progetto sono stati individuati indicatori di misurazione comuni tra le regioni che possono essere utilizzati per determinare il valore aggiunto dei prodotti di montagna. Successivamente sono state effettuate indagini scientifiche nelle aziende agricole e nei caseifici al fine di affrontare le seguenti tematiche: salute e benessere degli animali, produzione sostenibile, biodiversità. Successivamente i produttori sono stati coinvolti nel progetto. Nell'ambito di workshop ed eventi informativi sui marchi di qualità, nonché visite tecniche, ha avuto luogo un proficuo scambio di esperienze transfrontaliero. Per i consumatori sono stati organizzati una serie di eventi informativi, fiere e presentazione di prodotti di montagna per trasmettere il loro valore aggiunto e i marchi di qualità. I risultati del progetto sono a disposizione dei produttori e dei consumatori sotto forma di brevi video forniti nell'ambito di un corso di e-learning. Nell'ambito del progetto Top Value è stata definita una base scientifica che rappresenta un importante contributo all'utilizzo dell'identificazione facoltativa prodotto di montagna.
Da questo lavoro risulta evidente che i prodotti di montagna possiedono un valore aggiunto e che è possibile ricavarne una maggiore redditività. I produttori possono trarne beneficio e i consumatori sono pronti a spendere di più per il valore aggiunto.